Ha percorso appena 100 metri, poi ha perso il controllo della moto ed è finito contro l'albero che costeggia la strada, un colpo violentissimo che lo ha scagliato lontano 50 metri. L'ennesima tragedia della strada, oggi all'ora di pranzo a Villanova di Campo San Piero. Emanuele Piccolo, 18 anni appena, è morto in sella alla sua moto Kawasaki. Stava percorrendo via Cornara nella frazione di Murelle. Sembra che il ragazzo stesse andando a giocare a calcio, ma fatti pochi metri è uscito di strada. La polizia locale del Campo San Pierese sta cercando in queste ore di ricostruire cosa abbia fatto perdere il controllo della moto al ragazzo. Via Cornara è stata chiusa per consentire i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco e i medici del SUEM che a lungo hanno tentato di rianimare il 18enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il dolore è calato in pochi minuti e ha avvolto la piccola frazione di Murelle. I familiari del ragazzo si sono precipitati sul posto, il dolore del padre a cui era intestata la moto. Emanuele Piccolo si era trasferito da poco in provincia di Padova, era nato a Milano, ma qui a Villanova di Campo San Piero si era già fatto molti amici che oggi sono accorsi sul luogo della tragedia. Mia mamma mi ha detto che c'è un ragazzo sul fosso e sono andato a vedere, io non pensavo che era lui, ho visto la moto e sono andato a vedere era lui. Mi piaceva troppo andare in moto, mi piace anche il calcio, però specialmente la moto che mi piaceva troppo, diciamo. Una grande passione per lo sport e soprattutto per la moto che però ha segnato irrimediabilmente il suo destino.